Benvenuti a questa nuova edizione di Fabi TG, appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dei bancari. Veneto Banca, premio straordinario per tutti, anche neoassunti. Algeri, riconosciuto l'ottimo lavoro svolto. Gli oltre 3.000 lavoratori di Veneto Banca avranno un premio sociale straordinario a titolo di riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto nel 2013. Dopo una lunga trattativa con l'azienda durata tutta l'estate, i sindacati Fabi, FIBA-CISL insieme a FISAC, CGIL e Wilca, che si sono ricongiunte al primo tavolo negoziale lo scorso 8 agosto, sono riusciti ad ottenere un premio sociale straordinario per tutti i dipendenti. Ai quadri direttivi e alle aree professionali verrà dato rispettivamente un premio di 1.200 e 1.050 euro da utilizzare per spese relative al welfare, con lo scopo di promuovere il benessere sociale della persona e della famiglia e consentire la massima valorizzazione delle componenti economiche di pertinenza dei lavoratori, visto che il premio sociale beneficia di particolari agevolazioni fiscali. Un altro punto importante dell'intesa riguarda i giovani assunti con le modalità previste dal Patto straordinario per lo sviluppo e l'occupazione, sottoscritto tra sindacati e azienda a novembre 2010 al fine di incentivare le assunzioni. L'accordo prevede infatti che anche a loro sarà erogato un riconoscimento di 600 euro nella busta paga di settembre, nonostante per loro contrattualmente non fosse previsto alcun premio. Come siete riusciti ad ottenere questo risultato? Per Veneto Banca gli ultimi 12 e 15 mesi non sono stati affatto facili. Per garantire solidità e permettere alla nostra banca di rimanere autonoma è stato sicuramente determinante il contributo di tutti i colleghi, e si sono impegnati ancora di più di quanto non avessero fatto nel passato. Questo l'azienda non poteva assolutamente ignorarlo. Come sindacato, se necessario, avremmo messo in campo anche azioni forti, perché sapevamo che le colleghe e i colleghi sarebbero stati pronti a seguirci. Se il Consiglio di amministrazione ha pertanto deliberato di stanziare circa 5 milioni di euro per un riconoscimento ai propri dipendenti, sicuramente grazie alla nostra determinazione, ma soprattutto al sostegno e alla fiducia dei nostri iscritti, siamo certi sempre più numerosi. Che cos'è un premio sociale straordinario e qual è la sua importanza? Per raggiungere le intese sui premi abbiamo dovuto districarci nei meandri di una normativa fiscale piuttosto complessa. Sotto il peso della recessione e dei risultati aziendali che per forza di cose non sono stati all'altezza degli anni d'oro, la difficoltà è stata quella di trovare un modo per salvaguardare quanto più possibile il potere di acquisto. Come accade altrove, invece dei soldi la maggior parte dei colleghi beneficeranno di benefits e servizi, salvando quasi in toto il potere di acquisto. Naturalmente non ci siamo dimenticati dei giovani, per i quali abbiamo chiesto e ottenuto da parte aziendale uno sforzo maggiore rispetto a quanto avesse fatto l'anno scorso. Contrattualmente più penalizzati per garantirne l'assunzione, per loro siamo riusciti ad ottenere un premio in denaro di 600 euro, con un incremento di 100 euro rispetto a quanto pagato nel 2013. Arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione dedicata ai bancari. Grazie per l'attenzione e buona serata.